Siete con Penalty, adesso continuiamo a parlare del campionato di eccellenza e lo facciamo subito con i risultati e la classifica del girone B insieme alla nostra splendida Federica. A Rosolini, Acireale 1946 batte Città di Rosolini 2-0. Modica San Pio X 1-0. Mister Bianco Città di Vittoria 3-0. Gimnica Scordia Igea Virtus 0-1. Football Club Acireale San Gregorio 2-1. Rometta Sporting Viagrande 0-0. Sport Club Siracusa Taormina 4-2. Mazzarrà Tiger 0-3. Nella zona alta della classifica vince la squadra messinese del Tiger, ma continua a tallonare la zona altissima di questa classifica anche l'FC Acireale. Ma guardiamo la classifica al completo. Tiger 41 punti. Football Club Acireale 37. Taormina 33. Igea Virtus 31 punti. Catania San Pio X, Sport Club Siracusa e Modica 29 punti. Gimnica Scordia e Mister Bianco 27 punti. Città di Vittoria 25. Sporting Viagrande 24. San Gregorio 17 punti. Rometta 16. Città di Rosolini 14. Mazzarrà e Acireale chiudono la classifica a 9 punti. Sottolineiamo che l'Acireale, il Modica ed il Vittoria hanno un punto di penalizzazione. Prima di sentire il commento tecnico anche di Carmelo Puglisi, diamo anche il quadro, il tabellino per quanto riguarda la prossima giornata, quarta giornata, domenica 19 gennaio 2014. Questi gli incontri: San Pio Catania contro Città di Rosolini, Città di Vittoria FC Acireale, Acireale 1946 Gimnica Scordia, Igea Virtus Mazzarrà, Taormina Mister Bianco, San Gregorio Modica, Tiger Rometta ed infine Sporting Viagrande contro Sport Club Siracusa. Allora, nella zona alta si è mosso sia l'FC Acireale ma anche e soprattutto la Tiger che insomma vince fuori casa per 3-0. Continua ancora un po' di incertezza soprattutto nelle zone alte comunque. Nelle prime posizioni non cambia niente, vince la Tiger bene come da pronostico il derby con il Mazzarrà, soffre più del previsto invece il Football Club Acireale di Salvoricca per piegare la resistenza del San Gregorio, la formazione di Scrivano addirittura al Tupparello ha chiuso il primo tempo sull'1-1, poi davanti al forcing dei Granata ha dovuto arrendersi, ma comunque i giallorossi escono a testa alta e in testa praticamente perde solamente il Taormina, punteggio bugiardo al decimono, un po' come era accaduto col Mister Bianco 15 giorni fa. Il Taormina va due volte in vantaggio, prima sull'1-0 poi sul 2-1 e solo praticamente nella mezz'ora finale il Siracusa con Frittitta riesce a dilagare. Colpo esterno anche di Igea Virtus a casa del Gimnica Scordia, già la terza sconfitta tra le mura amiche. La formazione di Serafino gioca meglio in trasferta che in casa. Oggi da segnalare anche la vittoria dell'altra squadra di Acireale, il 1946, che si è imposta sul campo del Rosolini e torna in corsa per la salvezza. Diciamo che là dietro nessuno si arrende perché Rosolini sta attraversando un momento delicato ma ha tutte le carte in regola per riprendersi. Il Rometta ha interrotto la serie negativa, ha conquistato un punto prezioso con il Viagrande, un campionato nella parte bassa della classifica quanto mai aperto. Ecco, guardando un po' la classifica, anzi se cortesemente la regia può rimetterla in onda di questo girone B del campionato di eccellenza, notiamo che comunque 5 punti dell'Acireale 1946 per cercare di agganciare il Città di Rosolini sembrerebbero tanti. Ignazio. L'eccellenza è un campionato duro, difficile, e sono tanti, non sembrano tanti, sono tanti. E bisognerebbe capire lo stato della squadra attualmente, sia fisico che mentale che morale, e poi anche quella del Rosolini che è la più vicina per cercare di uscire da quel pantano dell'ultimo posto. Però sai, nel calcio può succedere è tutto possibile, è tutto possibile. Luca, invece vogliamo parlare di questo Catania San Pio che insomma è partito con grande voglia di mettersi in luce, grande organizzazione, però stanno venendo a mancare i risultati. Cosa pensi che sia successo a questa squadra catanese? Magari
tanti nomi e poca amalgama. Quello che penso. Bisogna comprarla, come diceva Massimino. L'amalgama poi diventa fondamentale in queste categorie. Soprattutto in queste categorie, sì. Quando c'è troppa gente nuova si rischia poi dopo di non riuscire nei tempi stretti del campionato a cercare di amalgamare il tutto. Ho visto squadre con meno qualità tecniche ma con una foga più di squadra. Vedi bene quindi l'FC Aciriale allora a questo punto, che nasce da un gruppo ex AC Sant'Antonio, quindi con più solidità organizzativa interna. È un gruppo compatto, poi conosciamo il direttore Santo Palma, certo, che sa tenere bene, so bene come mette passione in quello che fa, certo. Di conseguenza la trasmetterà sicuramente ai suoi giocatori. Anche se in testa abbiamo questa Tiger, Carmelo, per chiudere il commento tecnico su questo girone B, abbiamo questa Tiger che comunque insomma ha già un discreto vantaggio rispetto all'FC, ci sarà qualche scontro diretto tra qualche settimana, però bisogna per forza cercare di mantenere queste distanze per la squadra messinese e cercare appunto il grande salto di categoria. Diciamo che la Tiger sta rispettando quelli che sono i pronostici, più che altro secondo me la Tiger in questo momento, se conti stanno facendo dalle parti di Brolo, non sono tanto i 4 punti sul Football Club Aciriale, ma sono il 12 sul Siracusa. Il Siracusa ha fatto un mercato molto imponente a dicembre per cercare di rimettersi nei giochi. Fin qui ci sta riuscendo in parte, ma io credo che la distanza che la Tiger stia contando sia soprattutto sul Siracusa. 12 punti chiaramente sono è un tanti. distacco abissale. Sono E per come corre, tanti, e siccome la Tiger, come abbiamo più volte sottolineato in queste settimane, Ettore, al momento non sembra avere punti deboli, perché è una squadra molto quadrata in difesa, con Bellinvia che gli dà un grande gioco, ha un bomber straordinario che è Tindaro Calabrese, un centrocampo di grande qualità, la fantasia di Sami El Amraoui. Insomma, è una squadra che ad oggi non ha punti deboli, quindi e il poi distacco... ha voglia di questo salto di categoria. Io ho l'impressione che la Tiger Brno ha voglia di questo salto di categoria, sente la necessità di insomma cimentarsi in categorie di grande qualità come potrebbe essere la Serie D il prossimo anno. Hanno sicuramente la struttura per tentare il salto di categoria e per fare un discreto campionato, un po' come stanno facendo le conterranee Orlandina e non Due Torri. dimenticandoci che il prossimo anno insomma tutta la Serie D cambia, perché sappiamo benissimo dei rivoluzionamenti nella Serie C nazionale, no? Nella seconda divisione. Infatti questo è un anno chiave, è un po' se riesci a entrare in determinate categorie quest'anno hai buona possibilità di rimanerci. Chi rimane fuori dal giro quest'anno rischia comunque di un pochettino di avere complicata la scalata negli anni, perché i posti saranno meno. Anche in proiezione, ancora se ne parla, certo. Non c'è nulla di certo, di una riforma dopo quella del calcio professionistico della Lega Pro. Sì. Tra 2 o 3 anni ci sarà una riforma anche del calcio dilettantistico, quindi i posti andranno a restringersi e chi non ha programmato bene rischia di essere tagliato fuori. Ignazio, volevi dire qualcosa sul Siracusa o sulla Tiger? La Tiger io credo che meriti la posizione che sta occupando, perché hanno avuto un programma di continuità. So che come Santino Bellinvia è uno che lavora molto bene, i risultati parlano per lui anche nel passato, però sono d'accordo con Carmelo nel dire che bisogna guardarsi più che della Cireale del Siracusa. Ma 11 punti, 12 punti sono però tanti, io ti posso dire che conosco bene il condottiero e ti infatti. Ti dico che fino all'ultima giornata non molleranno un centimetro. Questa è la dimostrazione che il mercato di dicembre, Luca, e tu ne sei un artefice, no? Sei passato dall'Atletico, sei andato al comprensorio Normanno, poi alla fine diventa anche importante per riorganizzare, risettare un po' il tutto. Se è fatto da persone competenti è decisivo. E per chi si salva e per chi deve puntare a vincere il campionato. Sperando sempre che comunque il lato economico non incida poi in questi trasferimenti, no? Perché se no si rischia soltanto di pensare a far quadrare un po' i bilanci, mentre forse servirebbe anche un aspetto tecnico in questi trasferimenti, no? Diciamo che molte volte chi prova a vincere lo strappo alla regola lo fa, tenta di farlo, sì. Sperando di riuscirci. Benissimo, abbiamo anche chiuso la parentesi dedicata al campionato di eccellenza, quindi congediamo Carmelo Puglisi che ritroveremo la prossima settimana. Sì, io do un assist a Ciccio Ramette a dopo per la promozione. Sì. Oggi ho visto Gerre Paternò, quando è entrato Luca
il Paternò ha rischiato di rimettersi in partita, ha fatto uno splendido gol su punizione lancio una provocazione, avesse giocato dal primo minuto probabilmente non sarebbe finita, perché non ha giocato. Non sarebbe finita così. Benissimo. Ok, ci dobbiamo fermare. Un saluto a Carmelo Puglisi che rivedremo la prossima settimana. Buona settimana a tutti, buona settimana a tutti. Chiaramente con il commento legato alla Serie D e al campionato di eccellenza. Salutiamo anche la presenza di Federica che ritornerà anche lei la prossima settimana con questa parentesi dedicata a questa parte del calcio dilettantistico. Sì, buonasera a tutti. Adesso abbiamo un altro brevissimo stacco pubblicitario, rimanete con noi. Grazie.